Avanti, già sì. Oh, il signor Bebè, accomodate. Grazie, ma se disturbo posso ritornare un'altra volta. Assolutamente, guarda, ci facete onore e piacere. Grazie, grazie. Prego, accoffolate. Grazie. Come va, Don Gaetano? Tutto a posto? Bene, bene, non c'è male. Voi siete sempre svelto, sempre così allegro. Quanti fiori, quanti regali. Ma sono tutti di vostra figlia Gemma, non è vero? Sicuramente, perché oggi è l'anno avversario della sua nascita. L'anno avversario. L'anniversario volete dire? Un giusto, oggi fa gli anni. Che bella età la sua, l'età dei fiori, dell'allegria, degli amori. Dite proprio bene, signor Bebè, è proprio una bella età. Provate ci mandasse un bello mazzo di ciure. Leggevo il vostro nome, il signor Bebè. Certo, è solo un piccolo omaggio. Ma a proposito, ma la signora Gemma non c'è? Ne scio fuori la cagarozza insieme alla cagamariera. Ma ne sentì che avesse a tornare qua. Don Bebè, voi ricordate che applausi che appassi la mia figlia? Certo, ci fu un po' di contrasto, ma la sinistra vinse. Sì, questo io notavo, che la sinistra batteva mano e faceva chiasso. E chi della destra no? Perché, Don Bebè? Perché, Don Gaetano? Partito contrario. Tutti quelli a destra proteggono Erminia Pax, l'altra prima ballerina. Ah, e vuoi mettere a paragone a Pax con mia figlia? Ma sicuro, non c'è paragone. Ci vuole almeno 10 Pax per superare la mia figlia. Certo, certo. Come va, Don Gaetano? Dici la verità? Sì, signore. Bene, bene. D'altronde che ci volete fare? Sono partiti. Poi ci sono i capi partito. Io, per esempio, sono capopartito della sinistra, di vostra figlia. E se domani sera, questo non sarà mai, se domani sera voglio subbissare vostra figlia, la subbisso. Ma mia figlia ve light però. E che ci volete fare? A questo i partiti non ci badano. Se il pubblico si mette in testa di fischiarla, la fischia. Ma dico per dire. Ah, ho capito. Stessa cosa che essendo suo padre, dopo che voi l'avete fischiata, io mi aspetto fuori e vi pigliare per agnate. Don Gaetano! No, ma dico per dire. Mi pareva. Siccome voi siete un gentiluomo non la fischierete. Ma certo che no, ho fatto un paragone per farvi capire di cosa sono capaci i capi partito. E io vi buttavo un altro paragone, signor Bebè, per farvi capire su cosa siamo capaci in nostra padre famiglia. A proposito, Bebè, o posso avere il piacere oggi di invitarvi a pranzo con noi? Quanto mi dispiace, sono già stato invitato questa sera, ma comunque vi prenderò il piacere un'altra volta. Purtroppo il tempo è tiranno e devo per forza andare. Vostra figlia Gemma, ma permettetemi di consegnare lei questo dono da parte mia. Vi servirò. Intanto vi ringrazio io da parte di mia figlia. Grazie. E poi sicuramente ci penserà lei. Grazie, grazie. Vi accompagno, Don Bebè. Grazie, Don Gaetano, molto gentile. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Prego, prego. Ma questa è veramente una cosa curiosa. E sei nata minchiero di sciuri tutti lati. Pure biase me ne mando un mazzo, pure biase. E io ora, tutti questi sciuri, che cosa ne faccio? L'anno che viene, la vita bisera a tutti, quattro io in una prima, casuri, un di volete chiusi in vita mia. Ma infatti, vediamo questo chi è. Alfredo del cane. Ah, chi è un baroncino? Chi di antipatico, un cino non gli ha rinziacchista. Questo? Aurelio Friché. E questo Friché? E che ne saccio io? Ma... E chi sta giù qua? Il signor Bebè. Speriamo che mi regalò. Vediamo. Un anello con una B. Carino. Una B. Come so soprannome. Te metti metto da un capo. Ma quanto è curioso. Aspetta, mi va facendo ancora giovanotto. Sì, però appena sente parlare di maritarsi se ne scappa. Certo. Ma basta, Betty. Antoro Pustiere mi consegnò questo biglietto e mi disse che ha scritto Marchesino. Speriamo so qui c'è scritto Talia, poi t'avvisami se domani mi fa. Vi scantati lì. Stai attento. Cara Gemma, oggi presenterò a tuo padre la mia famiglia e se la sorte ci sarà favorevole, se la finzione riuscirà, saremo felici per sempre. Per ora non ti dico altro, a voce ti dirò. Ti amo, il tuo Eugenio. Che bello, finalmente potremo sposarci. Betty, ma secondo Dio Marchesino,
veramente mi ama, è sincero con mia. Che ne saccio, signorina, io credo che vi posso dire solamente di stare attenta perché certi vuoti una figlia, ben ingannata. Ma chi dice, Betty? Ma io lo faccio serio con mia. Me marito pure sul serio faceva pure con mia. E poi quando ne maritamo... Come, Betty? Sei maritata? Sì, signore. 8 anni fa mi maritavo con Citto Felice e Sciosciamocca e dopo 3 anni di matrimonio ne separamo. E perché ti separaste? Perché da cosa nutole si innamorò di una voce femmina e poi da cosa lei stava facendo in una casa sutta sopra. Io afferravo, scannavo a bastonati e poi mi indivirinta. Mi immaginava che dopo cocchiglio e non sta cosa nutole si riguardava mia. Mesi niente, su 6 anni che sta da cosa l'aria. E io pido, come fosse morta. Ah, povera Bettina. Signorina, credetemi, ma mio, mi dispiace pido. Ma pido piccirito che c'è ristò e io non mi posso dare più. Ma se un contro cocchiglio e no. Finisco di essere una femmina separata per diventare una femmina vedova. Mi scotto tutto quello che mi fece passare. Oh. Gemma. Oh, Luigi, ma che come nasce? Ti vedi a stare di piccolo a scrivere papà? Sì, ma mi fanno tutti, non è più manco una vera. E che cosa vuole mia? Un papà non ti vuole vedere più. Non ne ho papà. In questa stanza. Qui la porta chiave che te parlare. Subito, chiave sta chiave. Gemma, ti prego, mi fare pace con papà. È impossibile, che già raggiato con te. Capisci che appena ti vedi, ti ha pigliato un po' lato. E poi tu mi hai detto. Ah, sì. Allora vorrei ci conto con fidanzamento come il casino. È tutta una falsa. E te come fa a saperlo? A te intendere essere come un sappe. Ti prego, mi fare pace con papà. Dai, facciamo una cosa. Noi ne vedo solo una. L'ora di pranzo, che non so che posso fare, dai, ti faccio fare pace con papà. Va bene, allora ne vedremo per il pranzo. Va bene, dai. Andiamo all'ora di pranzo. Oh, poi che io sta poeta. Oh, papà, dai, ma puoi talmente una scusa, ti prego. Sì, poi che io sta poeta. Scusate, cavaliere eccellenza. A che io pensavo che non c'era nudo. Non c'era nulla, che sono un po' e così. Pensava che era fuori a noi ai dino. E poi non sentissi la mia voce. Pensava che era fuori a noi ai dino. Giamaronna, E una sostanza ora tu innamo. Poi se permettete io torno al mio lavoro. vai al lavoro.